Ok? Buongiorno. Che il Signore ci benedica in questo tempo prezioso di comunione, di lode, di ascolto della Sua parola. È una mattina fredda, là dalle mie parti ci stiamo svegliando ogni mattina praticamente con -5 e io dico sempre, mia moglie dice c'è un freddo, ho detto così ci conserviamo bene, ok? Tranquilla. Ma tutte le mattine dobbiamo ricordare che il nostro Dio è con noi, ok? Il nostro Dio ci scalda, forse non il corpo, ma sicuramente il cuore con la sua presenza, con la sua parola, con le sue promesse. E questa è la cosa più bella. Io ti invito già ad alzarti, a lodare il Signore, a prepararti, no? Perché il Signore ha in serbo delle cose per noi questa mattina. E voglio ricordare un versetto che si trova nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 36, dice: voi avete bisogno di costanza, alcune versioni dicono perseveranza, affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. Ossia, noi dobbiamo fare la nostra parte, che è la parte della perseveranza, della costanza, e Dio ha già in serbo delle promesse per noi, no? Dio ha già lo scaffale pieno, no? Di tutte le sue benedizioni, e purtroppo io penso che tanti di noi, quando entrerà nel cielo, no? Vedrà questo scaffale pieno di prodotti che Dio ha riservato per ciascuno di noi, saranno là ancora impacchettati. Allora gli faremo una domanda: ma Signore, ma tutte queste cose erano per me, perché sono ancora qua? Perché non hai usato la perseveranza, la costanza. Gesù ha detto che noi dobbiamo camminare con Lui in perseveranza. Se voi perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Guardate la sequenza: se voi perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, secondo punto, conoscerete la verità, terzo punto, e sarete veramente liberi, ok? Quindi qua il Signore ci sta dicendo stamattina che Lui vuole che noi proseguiamo il cammino. C'è una gara negli Stati Uniti che si chiama la ipermaratona. Sapete che negli Stati Uniti ci sono 50 stati, ok? E c'è una maratona che dura 50 giorni e ogni giorno c'è una maratona diversa. Voi provate a immaginare quegli atleti che partecipano a questa gara, che si chiamano gli ipermaratoneti, ok? Che cosa fanno questi ipermaratoneti? Ogni giorno fanno una maratona, 50 km a piedi di corsa. Provate a immaginare come arrivano alla fine di questi quasi 2 mesi di gara, no? Ce n'è uno in particolare che è molto famoso negli Stati Uniti, che ha una storia molto particolare. Forse un giorno possiamo proiettare una foto, sembra fatto di marmo questo atleta, no? Ed è interessante che dice la leggenda che lo hanno visto correre mentre mangiava, correre addirittura mentre dormiva, correva sempre, no? Però è rispettato in tutto il mondo per essere il più grande atleta che è stato mai conosciuto in queste competizioni. Dio vuole che noi corriamo, Dio vuole che noi andiamo avanti, anche quando ci sono gli ostacoli, anche quando ci sono le difficoltà, anche quando ci sono le sofferenze. A volte noi diciamo: Signore, non ce la faccio, e il Signore dice: vai avanti perché io ti tengo per una mano. E poi noi andiamo avanti e ci fa male una gamba, e il Signore dice: va avanti perché io sono con te. E poi ci dice: vai avanti lo stesso, e anche quando le gambe non ci tengono più, sai che cosa succede? Che il Signore ci prende in braccio e ci dice: adesso ti porto io, ma andiamo avanti, perché nelle sofferenze, nelle difficoltà, noi sappiamo che il Signore è con noi. Questa è la sua promessa più grande e non ci mollerà fino alla fine. Tu credi in questo? Amen? Possiamo pregare? Pensa alla tua situazione, ok?
pensa alla tua difficoltà. E il Signore dice: figlio, tu hai bisogno di perseverare con me, di camminare con me, di non mollare, perché io sono con te fino alla fine del tempo presente. E voglio pregare perché il Signore possa metterti nel cuore questa convinzione. Nostro Dio, nostro Padre, io ti lodo, ti benedico e ti innalzo, Signore, perché tu sei il motivo della mia speranza. La mia speranza non è nel mio conto in banca, la mia speranza non è nella salute, la mia speranza non è nelle persone, la mia speranza non è nella mia famiglia, la mia speranza è riposta in te, Signore, che sei l'unico, Signore, che mi ha amato e ha dato tutto se stesso perché io potessi essere salvo e potessi vivere una vita piena. La tua parola dice che in Cristo abbiamo tutto pienamente. E questa mattina, Signore, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa riempire il cuore della tua Chiesa con la consapevolezza, Signore, che in te noi possiamo trovare tutto di quello che abbiamo bisogno. Noi vogliamo essere tuoi servi, Signore, noi vogliamo essere uomini e donne che combattono il buon combattimento della fede con la parola di Dio in mano, con lo Spirito Santo che riempie le nostre anime. Signore, nel nome di Cristo Gesù, abbraccia la tua Chiesa stamattina con il tuo amore, con la tua grazia, con la tua compassione, con la tua fiducia, Signore, in noi. Grazie, Padre, perché possiamo vedere nel mondo spirituale che tu riservi tante cose per il tuo popolo. Signore, fai arrivare dal cielo questa mattina, Signore, questo grande amore che tu hai per ciascuno di noi, che questa Chiesa, Signore, possa essere una Chiesa santa, una Chiesa che rispecchia chi tu sei, che rispecchi il volto di Cristo. Signore, c'è una battaglia spirituale intorno a noi, ma noi sappiamo, Signore, che siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, Cristo. La croce è la vittoria di Dio sulle tenebre. E noi sappiamo, Signore, che siamo qua per prendere questa vittoria nelle nostre mani e andare avanti nel cammino della vita. Ti ringraziamo, Signore, perché siamo qua nella tua presenza, perché dove 2 o 3 sono riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro. Grazie di essere qua, Signore, in mezzo alla tua famiglia che è la Chiesa. Nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Prima di sederti, puoi dare un abbraccio al tuo fratello, una parola di benedizione. Dio ti benedica. Amém. Battiamo le mani per lodare e adorare al nostro Gesù. Dio per noi combatte, accanto a noi sarà. Lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui, portando i nostri pesi, ci ha dato libertà. Lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui. Io vivrò, non morirò, La tua potenza vive in me. Sono libero, nel nome di Gesù. Portando i nostri pesi, portando i nostri pesi, ci ha dato libertà. Lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già. Non
possiamo dichiarare adesso che il nostro Signore combatti per noi. Il nostro Dio è potente, grande, meraviglioso, forte, e così possiamo lodare a Gesù. Amen. Dio per noi combatte, ogni fortezza fugge, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, il nemico è vinto, solo nel suo nome La Chiesa griderà, Dio per noi. Dio per noi combatte, ogni fortezza fugge, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, il nemico è vinto, solo nel suo nome. La Chiesa Io vivrò, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, mi loderò e dichiarerò che tu sei guarito. Dio per noi combatte, ogni fortezza fugge, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, il nemico è vinto, solo nel suo nome. La Chiesa griderà, Dio per noi combatte, ogni fortezza fugge, Il suo regno avanza, non sarà mai smosso, il nemico è vinto, solo nel suo nome. La Chiesa griderà, griderà. Alleluia! Facciamo un applauso a Gesù. Gloria al Signore. Alleluia, Signore. Lodato sia il tuo nome, Gesù. Questo è un canto che facciamo già da tempo. È un canto bello perché invita la Chiesa a innalzare un alleluia. Possiamo dire alleluia? Possiamo dire alleluia? Alleluia! Cantiamo in alto un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia, mi armo di una melodia. Pastore Sandro ha detto che c'è una battaglia spirituale. Quando sono svegliato il nemico inizia già a lavorare facendo di tutto, però abbiamo un Dio meraviglioso, grande, e come abbiamo appena cantato, combatti per noi. E anche in questo canto dice: il cielo lotta già per me. Così adesso dobbiamo anche alzare la nostra voce e lodare al Signore. Amen. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia, mi armo di una melodia. Innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte sconfitta, il re vivo. Cantiamo Chiesa in alto un alleluia con tutto quello che è in me. Innalzo un alleluia, il male fuggirà da me. Innalzo un alleluia.
alto un alleluia, in alto un alleluia, in alto un alleluia, alleluia, in alto un alleluia, in alto un alleluia. Alleluia Signore, gloria a Gesù, gloria al tuo nome. Alleluia, alleluia. Com'è bello sapere che abbiamo un Signore. Potete vedere che ogni canzone e ogni parole che stiamo dicendo, cantando e dichiarando al Signore ci fa ricordare che abbiamo un Dio che combatte per noi, un Dio al nostro fianco, un Dio che non mi lascia da solo, un Dio che prende cura della mia vita, conosce ogni giorno, conosce tutto che io faccio, penso, proprio come la parola del Signore ci insegna. Lui conosce il tuo cuore, la tua vita, Lui sa, prima di parlare, prima di dire qualcosa, il Signore sa già. E questo canto dice che Lui è il nostro scudo, Lui è la nostra via, nostro liberatore, nostro rifugio. Amen. Possiamo cantare che Lui è il nostro soccorso, il nostro soccorro viene da te, Signore. Così cantiamo e lodiamo al Signore dicendo che non c'è nessuno come Lui. Amen. Cantiamo dichiarando: solo il Signore è grande, potente, forte, solo il Signore nella nostra vita. Amen. Alleluia. Possiamo cantare, Chiesa: io ti benedirò, Signore. Voce, parla con Dio. Io in te confiderò per sempre. Fai di questa la tua preghiera. Mi liberò da tutti i miei timori. Su una roccia, alleluia, cantiamo: non mi abbatterò, non mi abbatterò, non mi abbatterò, e dal Signor dirò: Dio scudo sei, la mia via, la mia parte, il liberatore, mio rifugio, torre forte, il mio soccorso viene da te, Signore. Da te, Gesù, non c'è un altro. Cantiamo: non c'è un altro che più ami. Tu sei tutto ciò che voglio. Così io mi rallegrerò. Io mi rallegrerò e dal Signor dirò: mio scudo sei, la mia via, la mia parte, e liberator, mio rifugio, torre forte. Alleluia, il mio soccorso
soccorso viene da te, Signore. Alleluia. Tu sei il nostro rifugio, mio rifugio, torri forte, mio rifugio, forte. Io mi rallegrerò e dal Signor dirò, mio scudo sei, la mia via, la mia parte, alleluia, il liberatore, mio rifugio, alleluia, il mio soccorso viene, mio scudo sei, alleluia, grazie Signore. Il liberatore, mio rifugio, il mio soccorso viene da te, Signore. Il mio soccorso viene da te, Signore. Alleluia. Abbiamo cantato che il nostro soccorso viene dal Signore e penso che così possiamo pregare. Una chiesa che prega, una chiesa che prega insieme, sperimenta della presenza, della gloria e la potenza dello Spirito Santo. Amen. Volete sentire la presenza del Signore? Sì o no? Io sento già. Io posso sentire già la presenza dello Spirito Santo. Volete sentire la presenza dello Spirito Santo? Amen. Possiamo pregare insieme. Lo so che a volte è un po' strano pregare con una persona che io non conosco, quella persona che a volte è a mio fianco e che neanche conosco il suo nome, però siamo la Chiesa del Signore, siamo la famiglia di Gesù e vi invito adesso a pregare insieme. Se per caso tu non conosci ancora la persona vicino a te, saluta, chiede il nome e facciamo una preghiera insieme. 2 o 3 persone, ok? Facciamo piccoli gruppi di preghiera, così possiamo sperimentare di questa grazia, questa comunione preziosa di vivere la famiglia del Signore. Amen. Pregate insieme, pregate, pregate, pregate Gesù, chiedendo al Signore di benedire, di sondare il nostro cuore, di vedere se c'è qualcosa che non va bene, di benedire la nostra casa, di mettere nel nostro cuore, nella nostra vita, il desiderio di ascoltare la voce dello Spirito Santo. Non possiamo uscire di qua oggi dello stesso modo che abbiamo entrato. Quando io sono entrato qua, io ero una persona, adesso devo uscire pieno della presenza, della grazia, dell'amore di Gesù. Prega per questo fratello, questa sorella, chiedi la presenza dello Spirito Santo. L'unica cosa che cambia un cuore, l'unica cosa che può trasformare una chiesa, l'unica cosa che ci porta alla presenza del Signore è lo Spirito Santo. Alleluia. Alleluia, Spirito Santo è in mezzo a noi, la presenza del Signore è in mezzo a noi. Alleluia, alleluia, pregate, pregate, pregate. Alleluia, 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 benedetto sia il tuo nome, Signore. Santo, 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 santo.
Santo. Alleluia. Alleluia. Al Signore che regna su noi. Alleluia. 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 Al Signore che regna su noi. Oh, alleluia. Alleluia. Alza la tua mano, la tua voce, apri il tuo cuore. Alleluia. Al Signore. Al Signore. Al Signore. Oh Signore. Signore che regna su noi. Alleluia. Alleluia. Santo, Santo, sei Signore. Degno, degno, degno è sei santo, santo, sei Signore, degno è l'agnello. Io voglio sentire la Chiesa, tu sei santo. Cantiamo Chiesa. Il nemico non può con una chiesa che adora. Tu sei santo, 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 sei Signore. Degno, degno, degno è l'agnello. Sei Signore, Dio grande. Alleluia. Degno è l'agnello. Alleluia. Tu sei santo. Santo, sei Signore, Dio grande. Tu sei santo, tu sei santo. Santo, sei Signore, Dio grande.
Signore, potete accomodarvi e così possiamo adesso continuare nello stesso spirito di lode e adorazione. Amen. Dopo 30 anni di cammino con il Signore, ancora io mi stupisco di come Lui organizza le cose, no? Dio sa quello che succede nel mondo, nella nostra chiesa, nella nostra famiglia. Stiamo finendo, oggi oggi sicuramente è l'ultima predicazione che faremo a riguardo di Neemia, questo grande uomo di Dio, no? Che ha ricostruito le mura di Gerusalemme. E veramente, fratelli, c'è stato un momento della nostra Chiesa che ha vissuto la nostra Chiesa, è entrato nel sangue della nostra Chiesa, sa che dall'anno scorso le mura della nostra Chiesa erano distrutte, ma il Signore ha ricostruito. No? Oggi noi viviamo un momento di, idilliaco, di fidanzamento con il nostro Signore, perché il Signore ha messo a posto tante cose e i nemici sono stati sconfitti, il popolo di Dio si è unito ancora di più, si è incoraggiato l'uno con l'altro. Oggi abbiamo una visione ed è interessante che le prossime predicazioni cominceremo con gli Atti degli Apostoli, ossia la Chiesa che si espande. Quindi io già sogno che questa Chiesa, dopo essere stata ricostruita, verrà espansa al di fuori delle mura e conquisterà tante anime per la gloria di Dio. Perché è così che succederà. Credete voi questo? Sì? Amen? Possiamo sognare insieme questa cosa. Amen. Cari miei, questa ultima predica sulla vita di Neemia è molto interessante perché Neemia aveva capito un meccanismo importantissimo, ossia lui era arrivato là a Gerusalemme, in un lungo periodo era riuscito a rimettere insieme un popolo che era diviso, scoraggiato, ha ricostruito le mura, insomma ha portato a termine una grande vittoria per il regno di Dio, no? Però lui ha capito una cosa, che a volte la vittoria è ingannatrice, ossia chi vince si mette la medaglia al collo, poi dobbiamo ricordarci che le medaglie e i trofei si mettono in una bacheca e cominciano a prendere polvere, ok? E lui si è chiesto, ma perché? Ossia, io ho vinto, sì, è vero, ho conquistato, ho ricostruito, ho rimesso insieme un popolo, ma perché noi siamo arrivati a quel punto? E lui ha cominciato a chiedersi dove erano gli errori che noi abbiamo fatto perché noi così in futuro non sbaglieremo più. E allora lui decide di fare una cosa interessante. Dice, raduno il popolo, preghiamo insieme, capiamo insieme dove abbiamo sbagliato in modo che il nostro futuro non sia più macchiato da quegli errori che abbiamo commesso per arrivare a distruggere le mura di Gerusalemme. E dice così il testo che noi leggeremo stamattina. Il 24° giorno dello stesso mese i figli di Israele si radunarono vestiti di sacco e coperti di polvere per celebrare un digiuno. E eccoci, oggi eccoci schiavi nel paese che tu ci hai dato ai nostri padri, perché ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Esso moltiplica i suoi prodotti per i re e ai quali tu ci hai sottoposti a causa dei nostri peccati, e che dispongono dei nostri corpi e del nostro bestiame a loro piacere, e noi siamo in grande angoscia. A motivo di tutto questo noi abbiamo fatto un patto stabile, lo abbiamo messo per iscritto, e i nostri capi, e i nostri leviti, i nostri sacerdoti vi hanno applicato il loro sigillo. Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cattori, i netinei e tutti quelli che si erano separati dai popoli dei paesi stranieri per aderire alla legge di Dio, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie, tutti quelli che avevano discernimento e intelligenza,
si sono uniti ai loro fratelli più ragguardevoli e si sono impegnati con esecrazioni e giuramenti a camminare nella legge di Dio. Guardate quanto era importante per loro, sia si sono battuti il petto, si sono dati un'auto maledizione se la legge di Dio non fosse compiuta nelle loro vite. Data mediante Mosè, servo di Dio, a osservare e a mettere in pratica tutti i comandamenti del Signore nostro Dio, le sue prescrizioni, le sue leggi, a non dare le nostre figlie ai popoli del paese, a non prendere le loro figlie ai nostri figli, a non comprare nulla in giorno di sabato, in altro giorno di festa, dai popoli che portassero a vendere in giorno di sabato merci ed errate di qualsiasi genere e a lasciare riposare la terra ogni 7° anno e a rimettere ogni debito. Noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa del nostro Dio. E loro hanno scoperto questi 4 punti che sono stati i 4 punti di caduta e di rottura che adesso noi mediteremo insieme e che non dovevano più ripetersi nella storia di Israele. Ok? Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Nostro Dio, la tua parola è scritta e dice che ogni cosa che è stata scritta per il nostro ammaestramento. La natura dell'essere umano rimane quella dall'inizio, da Adamo ed Eva. E tu sai, Signore, quali sono i meccanismi che si rompono nel nostro cuore e nella nostra anima e che ci allontanano da te. Perciò stamattina, Signore, io ti prego di parlare al tuo popolo. Aiutaci, Signore, a riconsiderare le nostre sconfitte e i nostri fallimenti come non soltanto dolorosi, ma come dei grandi insegnanti che ci possono far capire di non ripetere più gli stessi errori e di andare avanti, Signore, guardando al futuro con più speranza, perché ci sei tu insieme a noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, 4 cose che loro si sono impegnati a non fare più e che hanno riconosciuto fossero veramente un punto di rottura per la comunione con Dio. Ossia, il primo impegno che loro si sono presi è quello di non mescolarsi con popoli stranieri. Dice così la parola di Dio in questo testo: si sono impegnati a non dare le nostre figlie ai popoli del paese e a non prendere le loro figlie per i nostri figli. Questo si trova nel versetto 30, capitolo 10, versetto 30. Cosa significa questo? Perché loro si sono impegnati a non mescolarsi con popoli stranieri? Allora qua il problema non è mescolarsi con popoli stranieri. Perché? Vi spiego subito che se tu vai nella genealogia di Cristo, in Matteo capitolo 1, noi troviamo per esempio una grande donna di Dio, che è una delle 5 che viene citata in una genealogia della nascita di Cristo, che è la persona di Ruth. Ruth era una moabita, ossia era una donna straniera, era una donna che è stata sposata da un ebreo di nome Boaz, no? Che praticamente saranno diventati i bisnonni del re Davide. E voi sapete che la promessa della nascita di Cristo è venuta attraverso la genealogia di Davide, del re Davide. Quindi una grande donna straniera che è stata inserita in una genealogia così importante che è quella della nascita di Cristo. Il grande problema qua non era essere straniero o meno, è che gli stranieri producevano quello che si chiama idolatria, ossia delle famiglie che erano idolatre, che si sposavano con degli ebrei, avevano dei figli che erano dei figli meticci e che imparavano ad adorare più gli dei stranieri che non il Dio di Israele. Questo era il grande problema delle famiglie israelite, e loro hanno capito che il grande problema del popolo di Israele, da quando è nato fino a quando non è arrivato Cristo, era l'idolatria. E questo problema è tornato sempre nella storia di Israele, ossia al monte Sinai, quando Mosè è salito sul monte per ricevere la legge di Mosè. Mosè è rimasto 40 giorni là sul Sinai per parlare con Dio, per prendere la legge,
Il popolo giù ha detto: dove è finito quest'uomo? Noi abbiamo bisogno di un Dio da toccare, un Dio da vedere, una guida che ci rappresenti il Dio che ci ha portato fuori dal popolo di Israele. E là il popolo di Israele ha costruito 2 vitelli d'oro e lo hanno adorato, hanno fatto festa come se fosse la cosa più bella del mondo. E Dio ovviamente si è arrabbiato con il popolo, ha disciplinato il popolo e il popolo a un certo punto riprende il suo cammino nel deserto, poi arriva ai confini della terra promessa. Per un piccolo periodo, che è il periodo di Giosuè, il popolo sta in pace, conquista la terra promessa. Il governo di Giosuè è un governo saggio, muore Giosuè, che il suo governo dura circa 20 anni e inizia il periodo dei giudici, ossia i giudici. Che cosa succede in quei 300 anni benedetti, tra virgolette benedetti? Il popolo comincia a rinnamorarsi dei popoli stranieri, cominciano a mescolarsi dei popoli stranieri, cominciano a nascere dei figli idolatri e Dio manda la disciplina. E il Signore a un certo punto, dopo 300 anni, dice: che cosa facciamo con questo popolo? E il popolo dice: abbiamo bisogno di un re. E Dio dà un re. Il primo re è a Saul, poi viene Davide, infine viene Salomone, l'uomo più saggio di tutta la storia dell'umanità, dove cade sopra la buccia di banana della idolatria. Ossia, nel corso della storia di Israele, la idolatria torna sempre. Perché? Perché nel cuore dell'essere umano è una cosa molto facile che l'idolo entri. Pastore, io non ho nessun idolo a casa mia, non adoro nessuna statua. Tu credi che sia necessario avere una statua da adorare per avere un idolo nel cuore? Sai una cosa, ho imparato nella mia esperienza di cristiano che noi abbiamo una facilità enorme a mettere idoli nel nostro cuore. I nostri idoli si chiamano famiglia. Pastore, io amo la mia famiglia. Sì, ma quando tu ami la tua famiglia più del Signore è un idolo. Io amo la mia casa, io amo il mio conto in banca, io amo i soldi, io amo la mia macchina, io amo mio figlio, io amo mia moglie. Tutti sono idoli che a volte purtroppo prendono il posto di Dio e Dio sta reclamando il suo posto e dicendo: io sono il tuo Dio. Non mettere idoli al posto mio. Lui sta reclamando il suo posto. E ti posso dire una cosa che ho imparato a mie spese: Dio non accetterà un posto in seconda classe nel tuo cuore. Lui vuole il primo posto perché Lui ha tante benedizioni da darti. È quello che dicevamo all'inizio, ma quei pacchetti ancora là nello scaffale delle benedizioni di Dio sono là e tante volte non arrivano perché noi abbiamo idoli nel nostro cuore. A volte c'è necessario metterci davanti a Dio, cominciare ad analizzare la nostra vita, o meglio permettere allo Spirito Santo che analizzi la nostra vita e che Lui ci dica che cosa dobbiamo togliere dalla priorità della nostra vita e mettere il Signore al primo posto. Ti sei mai chiesto perché nella parola di Dio, specialmente nel Nuovo Testamento, Cristo viene nominato con 2 aggettivi: il nostro Salvatore e Signore? Perché Cristo non può essere solo il nostro Salvatore, Lui deve essere il nostro Signore. E quando Lui tornerà, tu hai mai letto là in Matteo capitolo 25, quando ci saranno tutte le nazioni radunate davanti a Lui, davanti al trono bianco dove il Signore Gesù si siederà? Lui dirà: venite benedetti dal Padre mio. E agli altri dirà: andate via da me, maledetti dal Padre mio. Ma Signore, ma noi abbiamo portato la tua parola in tutto il mondo. Noi abbiamo evangelizzato, noi abbiamo scacciato demoni, noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto l'altro per te. E Lui dirà: non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Hai capito qual è la differenza? Allora ti faccio una domanda scomoda: il Signore è veramente il tuo Signore? È il tuo padrone, colui che guida i tuoi pensieri, colui che guida il tuo cuore, colui che guida la tua vita, colui che guida le tue azioni, colui che guida i tuoi sentimenti? È Lui o qualcosa d'altro? Sai che c'è un grande problema all'interno delle chiese quando ci sono dei familiari che cominciano a prendere delle posizioni diverse dalla parola di Dio.
allora noi cominciamo a abbracciare più i nostri familiari che non la parola del Signore. Paolo ha detto una cosa molto interessante una volta, ha detto: io non conosco più nessuno se non dal punto di vista di Dio. Hai capito? Allora, non mescolatevi, fratelli, con degli idoli che non fanno parte della vostra storia. Analizzate il vostro cuore, vedete che cosa c'è dentro nel vostro trono del vostro cuore, perché è lì che il Signore vuole abitare ed è lì che Lui vuole governare le nostre vite. Il primo impegno che si è preso il popolo di Israele era proprio questo: non dobbiamo mescolarci con i popoli stranieri, ossia non dobbiamo avere degli idoli nel nostro cuore, non dobbiamo mettere priorità né nelle persone né nelle cose di questo mondo, perché le cose di questo mondo scompaiono, sono materiali e la spiritualità, fratelli, è quella che rimane per l'eternità. Il secondo impegno che loro si sono presi è quello di avere una fiducia totale in Dio. Si sono impegnati a non comprare nulla in giorno di sabato o un altro giorno di festa dai popoli che portassero a vendere in giorno di sabato merci o derrate alimentari di qualsiasi genere, a lasciare riposare la terra ogni 7° anno. Allora provate a immaginare qua la storia, ok? Allora il popolo di Israele basava la sua economia, il suo sostegno su che cosa? Sulla terra. Era un popolo che coltivava, era un popolo che allevava animali, allevava bestiame. Allora loro a un certo punto il Signore chiede di rispettare il sabato. La parola sabato, Shabbat, vuol dire riposo, ok? In quel giorno di riposo, oppure, qua ancora più grossa la cosa, in quell'anno di riposo loro dovevano smettere di coltivare la terra. Allora sta attento come funzionava. Arrivava il 7° anno, ogni 6 anni loro dovevano far riposare la terra un anno, ok? Smettevano di coltivare quell'anno, il secondo anno non fruttificava niente perché chiaramente non c'era la semina, dovevano seminare il secondo anno e raccogliere il terzo anno quello che loro avevano seminato, ossia per un periodo di due anni, quasi 3, loro dovevano avere la fiducia totale in Dio che Dio avrebbe provveduto per le loro necessità. E allora sono qua per farti la seconda domanda scomoda stamattina. Tu ti fidi di Dio nei momenti di siccità della vita? Lui ha detto che provvederà per te in qualsiasi momento della tua esistenza, per tutte le tue necessità, ma tu ti fidi di Lui. Hai mai dato, ascoltami bene, hai mai dato la tua decima quando il tuo conto corrente era vuoto? C'è stato un anno, non so se l'ho già raccontato, ero arrivato qua, no? Era il 2016. Okay? Proprio quando sono arrivato qua a Treviso, che sono stato consacrato come pastore della chiesa. Interessante che avevamo una macchina sola, poco prima di partire la macchina più grossa si è bruciato il motore, ok? Una macchina sola. E ovviamente un pastore ha bisogno di guidare, giusto? Perché deve andare a trovare famiglie, deve fare le cose, è il suo lavoro. A un certo punto dovevamo usare la stessa macchina, io e mia moglie, che era una macchina tra l'altro che abbiamo rottamato quest'anno. Già a quel tempo andava avanti a Spirito Santo quella macchina, vi posso assicurare. A un certo punto mia moglie mi chiama, va a fare spesa, mi dice: Sandro, sono scoppiate 2 gomme. Ho detto: misericordia divina. Non c'era più un centesimo nel conto corrente, ok? Tutto era stato speso per il trasloco, per la casa, immobili nuovi. Okay. Ho detto: che cosa facciamo? Prenderò una bici, comincerò a visitare le famiglie in bici, non so. Però ho notato che qua a Treviso le distanze sono un po' diverse da dove abitavo io prima. Okay? Quindi ho detto: o divento Eddie Merckx oppure il Signore mi deve aiutare in qualche modo. E c'era un fratello qua della chiesa che faceva il meccanico. E gli ho detto: ascolta, io ho bisogno di cambiare le gomme. E lui dice: va bene, ci penso io, prendo la macchina, cambio le gomme, poi ti faccio sapere il prezzo, ok?
viene a prendere la macchina col carro attrezzi, porta in officina e io dico: Signore, adesso quando mi spara il prezzo io non ho niente da dargli, ma per fede io metto nelle tue mani perché so che tu provvederai per questa cosa. Allora, dopo 2 giorni mi chiama questo fratello e mi dice: la macchina è pronta. E io già cominciavo a sudare, ho detto: adesso Signore faccio una figuraccia. La macchina è pronta. Ok, fratello, che cosa ti devo? 10 euro. Come 10 euro? Tra l'altro non ne ho cambiate solo 2, ne ho cambiate 4. Sono fritto. 10 euro, ma perché 10 euro? Guarda, nella mia officina c'era una macchina che si stava rottamando, c'erano 4 gomme praticamente nuove, uguali alle tue, le ho prese, le ho messe sulla tua macchina, sono gratis, devi solo darmi i soldi delle valvoline. Ho detto: Signore, tu sei grande, tu sei grande. E sai perché è successo questo? E quel mese, gente, dare la decima per me è stato una... capito? Ma il Signore ha provveduto. Ma tu ti fidi di Dio? Quando non c'è risorse, tu ti fidi di Dio? Quando c'è il Mar Rosso chiuso davanti a te e dietro c'è il nemico che ti insegue, tu ti fidi di Dio? Mosè gridava davanti al Mar Rosso e gridava e dice: Signore, apri questo mare. E lui diceva: Mosè, ma perché gridi? Ma metti il tuo bastone nell'acqua e cammina. Signore, sto passando un problema irrisolvibile. E il Signore dice: metti il tuo bastone nell'acqua e cammina, perché le acque si aprono. Io sono con te fino alla fine dell'età presente. Ti fidi di Dio? Che Dio straordinario che abbiamo noi. Che Dio straordinario che abbiamo noi. Ma Lui provvede secondo i Suoi tempi, non secondo i nostri. Tu sai che esistono 2 tempi. Il tempo Cronos in cui noi viviamo, che è il tempo cronologico, e il tempo Kairos, che è il tempo senza tempo, che è il tempo dove Dio vive. E sai che cosa noi pretendiamo delle volte? Che Dio dal tempo Kairos, ossia dal suo tempo eterno, senza età, senza tempo, entri nel nostro tempo Cronos e ci dica: ok, provvedo esattamente quando vuoi tu. Non è così che funziona. Dio dice: io abito nel tempo Kairos e ti darò quello che io voglio, quando io voglio, e tu vedrai che sarà una benedizione ancora più grande di quello che tu pensi, ma nel mio tempo e nel mio modo. Salmo 37,4, sai che cosa dice? È diventato il versetto, da quando ci siamo sposati mia moglie, nostro versetto chiave di tutta la nostra vita. Metti la tua gioia nel Signore e Lui appagherà i desideri del tuo. Amen, Chiesa. Tu vuoi prendere questo versetto e fallo tuo. Ma tu devi promettere al Signore: Signore, io mi voglio fidare 100% di te. Io voglio aspettare i tuoi tempi e voglio vivere questo tempo non in un'angoscia, non in una preoccupazione, non in una profonda ansietà, perché tu sai che l'ansietà uccide la fede, ma la fede uccide l'ansietà. Se tu vivi la fede veramente come va vissuta, la tua vita è una vita di pace. E se c'è una cosa, gente, che non si può fare a meno, è la pace di Dio. La pace di Dio cambia l'esistenza degli esseri umani. Dormire quando ci sono grossi problemi da risolvere è una cosa soprannaturale che viene solo da Dio. Terzo punto che loro si sono impegnati a non combinare più, a non praticare più, è quello di rimettere ogni debito. Neemia 10:30. La prossima slide, se ci riusciamo. Ok, dice così, impegno numero 3. Sì, questo è l'altro, ma vorrei la slide prima, scusa, eccolo qua. A rimettere ogni debito. Allora state attenti a cosa succedeva lì nel popolo di Israele. Il popolo era in una condizione economica difficilissima. Alcune famiglie non riuscivano a mangiare, perciò si sono vendute
come schiavi a altre famiglie ebraiche. E non solo, questi schiavi venivano anche trattati molto male. Perciò attraverso questo sistema di vendita degli esseri umani praticamente c'era una grande amarezza tra le persone, ok? Un'amarezza che provocava angoscia, un'amarezza che provocava risentimento, rabbia e tutti quei sentimenti umani che hanno a che fare con persone che si incontrano in un modo sbagliato. E loro hanno detto: noi non ripeteremo più questa situazione, non vedremo più, non vogliamo più essere in debito con nessuno. La parola di Dio ci dice nella lettera ai Romani che non dobbiamo avere altro debito se non quella che dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ok? Sai che cos'è che distrugge un popolo? E sai che cos'è che distrugge la Chiesa? La mancanza di perdono. Quando non c'è perdono nella Chiesa, quando non c'è perdono nella famiglia, quando non c'è perdono tra il popolo viene distrutto, la famiglia viene distrutta, la Chiesa viene distrutta. Ti ricordi la parabola dei 10.000 talenti? A un certo punto un servitore va dal re e gli dice: tu hai con me un debito di 10.000 talenti. E il Signore che cosa fa? Condona quel debito. Ma quel servo che è stato liberato da quel debito esce e c'era un suo conservo che insieme a lui aveva un debito di pochi soldi. E che cosa lui fa? Prende quel conservo, lo prende per il collo e gli dice: dammi quello che mi devi. Hai mai visto due marito e moglie litigare? Ogni tanto lo vedo a casa mia io. E se tu vai nelle sottorighe, no, di quello che viene detto espressamente, c'è sempre quella frase: dammi quello che mi devi. Tu sei il marito e devi fare questo. E il marito dice: e tu sei la moglie, devi fare questo. È vero o no? Concordi con me? Noi leggiamo quel testo dove dice: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. E poi c'è scritto: mogli, siate sottomessi ai mariti come al Signore. Sai come noi lo trasformiamo? Moglie, stai sottomessa a me. E la moglie dice: marito, tu mi devi amare. Ma il comando non è incrociato in questo modo. È al marito che il Signore dice: marito, ama la tua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. E alla moglie dice: stai sottomessa a tuo marito come al Signore. Ah, pastore, ma io quello lì devo stare sottomessa. No, una parola troppo grossa questa. Sottomessa. Gente, si usa nelle arti marziali, no? Tu devi sottomettere tua moglie. Non funziona così. Perché di fondo noi pretendiamo dagli altri. Ieri sera abbiamo studiato un testo molto interessante che si trova nella lettera ai Colossesi, che dice così: che in Cristo noi abbiamo tutto pienamente. Quando noi soddisfiamo le nostre esigenze più profonde alla presenza di Dio in Cristo, noi non prenderemo nessuno per il collo, noi non riusciremo più ad avere un'amarezza verso le persone. Perché? Perché sappiamo che in Cristo noi abbiamo tutto pienamente. E questo popolo aveva capito che le guerre fratricide sono le più terribili che esistano sulla faccia della terra. Quando tu litighi con un fratello nella chiesa, litighi tra moglie e marito, ti posso dare un consiglio, ok? Anzi, una serie di consigli. La prima cosa che devi fare: uno, se devi proprio gridare, grida ma non ferire. Secondo, se devi proprio ferire, usa un coltello con la punta rotonda, perché quelli con la punta a punta fanno male. E non dire mai a tuo marito o tua moglie: te lo avevo detto, perché queste 4 parole, gente, minano
la stabilità della famiglia. E l'uomo dirà a un certo punto, ok, visto che me l'avevi detto, la prossima volta lo fai tu, e questo Dio non lo vuole. Le famiglie devono camminare insieme, la Chiesa deve camminare insieme. Pastore, te l'avevo detto, grazie, molto gentile. Sai che cosa dice la parola di Dio? La moltitudine dei consigli, i progetti riescono. I pastori hanno bisogno di consiglieri vicino per prendere delle decisioni importanti. È vero che noi parliamo con Dio prima di prendere ogni decisione, ma è interessante che così funziona la Chiesa. Ossia, Dio mette a fianco ai leaders della Chiesa delle persone che hanno una visione. Tu sai che nelle tribù indiane, l'abbiamo detto anche questo ieri sera, nelle tribù indiane mettevano una donna nel consiglio degli uomini perché la donna vedeva le cose in modo globale, a 360 gradi. Perché secondo voi Gesù si è rivolto a 3 donne quando è risorto? Perché le donne capiscono prima e gli uomini arrivano sempre dopo. Perché 3 donne? Le donne vanno là dai discepoli, abbiamo visto Gesù risorto. Ah, ma lascia perdere, non ci credo. Hai capito come funziona? La Chiesa deve funzionare così, ma quando ci sono le incomprensioni, ci sono le amarezze, ci sono le difficoltà, ci sono i litigi, cosa succede? Che la Chiesa si spacca, le incomprensioni arrivano, l'amarezza rimane nel fondo del nostro cuore e questo succede e rovina veramente la comunione, non solo delle famiglie, ma anche delle chiese. Questo popolo si è impegnato a non avere debito l'uno con l'altro, ossia a perdonarsi gli uni gli altri, come Cristo ci ha perdonato. Noi dobbiamo perdonare. Guarda questo testo che dice così: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore, parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio ci ha perdonati in Cristo. Il grande problema è che noi non sappiamo come Dio ci ha perdonati in Cristo, ok? Perché Dio ha preso i nostri peccati del passato, i nostri peccati del presente, i nostri peccati del futuro, ha fatto un mucchio unico, li ha gettati in fondo al mare, ci ha messo un galleggiante con scritto non per... E noi dobbiamo perdonare nello stesso modo in cui Dio ci ha perdonati in Cristo. Quando noi non perdoniamo, fratelli, sapete cosa il diavolo fa? Fa questo. Le catene dell'amarezza, le catene del risentimento e della rabbia sono dentro di noi. Qualche anno fa, il nostro referente pastorale, mio e di un altro pastore, ci ha presi uno da una parte, uno dall'altra e all'altro gli ha detto: telefona al pastore Sandro e risolvete la cosa che avete tra di voi, perché c'era un grosso problema tra di noi, ok? E passa un mese, passa 2, passa 3, passa 4, passa 6 e questa telefonata non arrivava. Allora cosa ho detto? Adesso chiamo io. Chiamo questa persona, parliamo al telefono. Fratelli, dopo questa telefonata io ho risolto il mio problema. Messo giù il telefono, le mie spalle si sono liberate da tonnellate di peso. Io non so l'altro cosa è successo, ma io sono arrivato a una conclusione che la mia pace vale più della mia ragione. Quando noi perdoniamo, le nostre vite si liberano, le nostre vite sono libere di proseguire il cammino con il Signore. Ed è per questo che questo popolo ha capito che non potevano esserci battaglie tra fratelli, ma deve esserci il perdono. Ultimo impegno che questi fratelli si sono presi nella presenza di Dio è: ci siamo anche imposti per legge di dare ogni anno il terzo di un siclo per il servizio della casa del nostro Dio. Noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa del nostro Dio. La condizione del Tempio, al tempo di Neemia, lui era tornato per un brevissimo tempo in Babilonia, dove stava in Persia, dove stava servendo come coppiere, e là nella terra dove lui aveva ricostruito le mura stava succedendo un caos.
Allora state attenti a che cosa succedeva. Il sommo sacerdote aveva suo figlio sposata con una donna straniera e suo suocero a un certo punto ha detto: ho bisogno di una camera per mettere le mie cose. E guarda caso questo sommo sacerdote che cosa ha fatto? Ok, gli darò una camera del Tempio, la camera del Tempio di Dio, con le cose sante di Dio. E questa camera sapete che cosa serviva? Serviva a raccogliere le decime di tutto il popolo. A un certo punto il popolo che cosa ha detto? Non diamo più le decime perché quella camera che doveva essere occupata dal tesoro del Signore è occupata da masserizie, da sporcizie, da cose straniere che non hanno niente a che fare con Dio. Sapete che cosa è successo? I Leviti sono tornati alle loro terre, hanno cominciato a lavorare la terra e non c'era più l'adorazione al Tempio. Perché? Perché un benedetto ha pensato che la famiglia era più importante dell'adorazione al Signore. Ed è per questo che a un certo punto hanno detto: no, la prima cosa che noi dobbiamo curare è l'adorazione al nostro Dio. E sai che con cosa si adora? Prima di tutto l'adorazione al nostro Dio. Noi dobbiamo rompere i vincoli del materialismo, portare le decime alla casa del tesoro perché ci sia cibo nella mia casa. Sai una cosa che io ho capito durante la mia esperienza cristiana? Quando tu smetti di essere fedele con la dottrina della contribuzione, la prima cosa che cade per terra è l'adorazione. Tu non riesci più ad adorare il Signore. Allora, ti racconto questo episodio che ho vissuto qualche anno fa. A un certo punto un fratello della chiesa chiama, nella mia chiesa di origine, chiama e mi dice: pastore, non so cosa sta succedendo nella mia vita. Cosa sta succedendo? Guarda, compro la bici nuova si rompe. Compro la macchina nuova, la macchina si rompe. Compro la lavatrice nuova, la lavatrice si rompe. Non so cosa sta succedendo. Ok, vengo a casa tua, preghiamo insieme e vediamo che cosa sta succedendo. E mentre andavamo, io e l'altro pastore, illuminazione. Chissà com'è la vita di contribuzione di questo fratello. Arriviamo alla casa e la prima cosa che gli chiedo: fratello, come sta la tua vita di contribuzione con l'opera di Dio? No, pastore, veramente io è un po' di tempo che non apro il portafoglio. Ti lancio una sfida. Ho detto: apri il tuo portafoglio, porta quello che il Signore ti dà ogni mese, la decima di quello che tu guadagni, e vedrai se Dio non ti benedice. Sono passati 2 mesi, tutto è andato a posto. Chiamata: pastore, è andato tutto a posto? Ma certo, lo sapevo. Ed è tornato a sorridere, ed è tornato ad amare il Signore, ed è tornato a glorificare il Signore, è rientrato nel ministero e tutto funzionava bene. Perché? Perché lui si è preoccupato di non trascurare la casa del suo Dio. Non trascurare la casa del tuo Signore. Fratelli, non è una sgridata, è un'esortazione, ok? Quando noi spezziamo il vincolo del materialismo e sappiamo che dobbiamo spezzarlo e non aggrapparci alle cose terrene e donare al nostro Dio quello che gli spetta, il Signore benedice la sua Chiesa, il Signore aumenta l'adorazione, aumenta la soddisfazione, aumenta la felicità profonda di tutti i figli di Dio. 4 impegni che loro si sono presi. Neemia non si è accontentato di ricostruire le mura, ma lui stava pensando per il futuro. Allora io ti voglio chiedere: tu stai pensando per il tuo futuro insieme a Cristo? Non uscire di qua dicendo: ho assistito a un bel culto, una bella lode, una bella predicazione. Non è questo l'importante. L'importante è che adesso che tu hai questi elementi per pensare, tu possa prendere questi principi saldi dentro di te, farli delle verità e cominciare a viverle giorno dopo giorno. Fidati del Signore, perdona secondo la volontà di Dio, non avere un idolo nel tuo cuore e soprattutto cura la casa del Signore. Queste sono le 4 cose che il Signore ci ha detto stamattina di fare, ok? Io ti chiedo adesso di chiudere i tuoi occhi, ok? E di pregare insieme a me. Io non so se il Signore ti ha toccato in
qualche punto della tua esistenza, se Lui ti ha detto qualche verità che ha a che fare con il tuo cuore. Ma io sono sicuro che la parola di Dio non torna mai a vuoto. E noi dobbiamo avere cura di mettere in pratica quello che il Signore ci ha detto oggi. Non trascuriamo questi principi. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché, Signore, questo grande uomo di Dio di nome Neemia ci ha insegnato a guardare al futuro imparando dagli errori del passato. Quello che il popolo ha fatto ha portato delle mura distrutte, ma da lì in poi loro hanno imparato a costruire senza guardarsi indietro. Signore, che tu possa in questo momento prendere il cuore della tua Chiesa, Signore, e tu possa cominciare a costruire o forse a ricostruire qualcosa, Signore, che è andato perso lungo la strada. Tu possa, Signore, farci guardare al prossimo futuro con speranza, con gioia, Signore, sapendo che tu sei con noi e con l'impegno, Signore, che i nostri errori sono degli insegnanti di valore. I nostri fallimenti servono per farci crescere. Io ti benedico, Signore, per l'esperienza di culto di questa mattina e ti chiedo adesso, Signore, che tu possa benedire il nostro momento delle decime, delle offerte e tutto quello che vivremo ancora d'ora in avanti sia per te, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Bene. Gruppo di lode, per favore. Amen. Mentre cantiamo potete venire con gioia, dare al Signore, consacrare a Gesù le vostre decime e offerte, ok? E così possiamo di nuovo innalzare un alleluia. Amen. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici, innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Cantiamo, innalzo un alleluia, mi armo di una melodia, innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte sconfitta mi arrivò. Innalzo un alleluia con tutto quello che è in me. Innalzo un alleluia, il male fuggirà da me. Davanti ai misteri
sorgerà, la morte è sconfitta, il Re vivo. Cantalo, cantalo più forte, 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 cantalo, cantalo più forte, cantalo più forte, cantalo più forte, cantalo più forte, alleluia, cantalo più forte, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà, una volta ancora, la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re io canterò, in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà, una volta ancora, la morte è sconfitta, il Re vivo. In alto un alleluia, 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 in alto un alleluia. Grazie Signore, ti ringraziamo Gesù, ti ringraziamo perché ci ha dato un lavoro, una casa, una famiglia e anche ci ha dato l'opportunità di consegnare a te, Signore, le nostre decime e offerte. Benedice questi soldi che possiamo usare, Signore, nella tua opera. Benedici ogni famiglia e fa, Signore, la tua parola. Che ogni persona possa vivere la tua parola, Signore, dicendo che tutto ciò che abbiamo bisogno, Signore, tu, il proprio Signore, poteva dare a ognuno di noi, Signore, che possiamo credere, confidare, credere, Signore, che tu sei tutto per noi, Signore. Grazie per questo momento prezioso, ti chiediamo nel tuo nome. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Amen. Ok, per la cronaca, ieri sera noi abbiamo avuto il nostro, dopo tanto tempo, abbiamo avuto il nostro incontro delle coppie al ristorante. È stata una bellissima serata alla presenza di Dio e se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, c'erano 40 coppie ieri sera. 40 coppie, sì? 30? 37, ok, quindi è un bel numero. Io vorrei che tutti gli organizzatori di questo incontro potessero venire qua davanti insieme a me, per favore, perché vanno veramente ringraziati per il grande lavoro che hanno fatto per la gloria di Dio. Ok? Jonas, Clelia, Riccardo, Patrizia, per favore. Ok, Patrizia non c'è? Ah, ok, va bene. Manca la tua costola. Ma veramente a nome di tutte le coppie presenti e di tutta la Chiesa vogliamo ringraziarvi per il vostro lavoro, per il vostro impegno e per la vostra dedizione all'opera di Dio. Veramente è stata una serata bellissima.
noi abbiamo mangiato, ci siamo seduti, abbiamo fatto poche cose, ma voi ci state lavorando da tanto tempo. Che il Signore vi benedica. Io vorrei pregare per voi. Ok? Nostro Dio, nostro Padre, grazie per queste coppie, Signore, che hanno lavorato duramente nella tua opera. E il risultato c'è stato, Signore. È stato pregato, organizzato, sudato, ma, Signore, abbiamo raccolto i frutti. Ti chiedo, Signore, che quello che è stato fatto ieri sera non sia soltanto, Signore, rimasto nella mente delle persone come un evento sociale, perché sappiamo, Signore, che abbiamo fatto questa cosa per Te principalmente. E ti chiediamo che quello che è stato detto e fatto, Signore, possa rimanere come un'impronta forte nella vita delle famiglie e che tutto, Signore, quello che faremo in futuro sia per rafforzare la famiglia, la casa, Signore, dove noi abitiamo, perché attraverso la famiglia, Signore, Tu vuoi una chiesa forte. Grazie, Padre, per la vita di tutti questi fratelli, benedicili, dagli ancora più forza, entusiasmo, visione, unzione per fare le Tue cose nel prossimo futuro. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Grazie ancora. Dio vi benedica. Ministero e ringraziare Robinho, Claudia e Maria Luisa per essere qua con i giovani, per noi, tutti i genitori che erano lì. Ah sì, ok. Vuoi farlo tu il ringraziamento, visto che me l'hai ricordato? C'è un microfono che funziona qua? Questo verde? Possiamo prendere? Ok. C'è da accendere, aspetta. Ok. In nome del Ministero delle Coppie vogliamo ringraziare a Claudia, Maria Luisa e Rubinho per essere qua con i nostri tesori ieri sera, perché senza loro non era stato possibile. Grazie, ringraziamo il nostro cuore. Ok, ci volevano degli addestratori per tenere a bada 50 coccodrilli, ok? Quindi grazie, sì, grazie Rubens e grazie a tutti voi per aver lavorato qua con i nostri ragazzi, ok? Maria, là in fondo. Ok, la Maria mi ha esortato a ricordarvi chi si è preso l'impegno di pregare per tutti i nostri ragazzi. Già da dicembre noi stiamo facendo abbiamo preso questo impegno di pregare per ciascuno dei nostri ragazzi perché la prossima chiesa sia presa in mano da loro, perché loro sono quelli che veramente predicheranno, andranno in missione, saranno mogli e mariti, saranno insegnanti di scuola domenicale. Dobbiamo pregare per loro perché le loro sfide forse sono ancora più grandi delle nostre, ok? Quindi non dimentichiamoci di pregare per loro. Corso di teologia, questa settimana siamo a Conegliano, ma l'altra settimana, ossia fra 2 martedì, siamo qua a Treviso, sempre ore 20 e 15, sempre con me. Prossimo argomento sarà sulla carismologia, ossia la dottrina dei doni spirituali. Okay? Quindi è un argomento molto interessante. Pastore, non ho mai partecipato. Puoi partecipare anche a un solo studio. L'importante è che tu cresca nelle vie del Signore, nella teologia e nella dottrina di Dio. Ok? Ultima cosa, Walter, vieni qua per favore. Deve dare una parola per quanto riguarda il lavoro dell'associazione. Ok? Buongiorno. Domenica scorsa vi ho annunciato un nuovo corso che stiamo per cominceremo sabato prossimo. È un corso che è destinato particolarmente a tutti coloro che sono coinvolti in un'opera educativa, quindi in modo particolare genitori, insegnanti, educatori, monitori di scuola domenicale. E la finalità di questo corso è quella di imparare a creare momenti di condivisione e di ascolto tra di noi, ma anche e soprattutto verso le persone portatrici di qualche forma di disabilità. Questo nasce proprio dall'esigenza di ascoltare l'altro,
di ascoltare queste persone che vivono in mezzo a noi, che sono nostri fratelli e sorelle, ma che sono anche i nostri vicini di casa, e i nostri fratelli di chiesa anche alle volte, no? Che hanno bisogno di essere ascoltati tanto quanto loro hanno bisogno di ascoltare noi e di condividere le nostre esperienze con loro per creare integrazione all'interno dei nostri gruppi. Proprio per questo abbiamo intitolato questo corso Ascoltiamoci. Ebbene, si tratta di 4 lezioni quindicinali a partire da sabato prossimo, dalle 3 alle 5 del pomeriggio, e termineremo il 1° di aprile. Al termine dei 4 incontri, chi avrà presenziato almeno a 3 incontri riceverà un attestato di partecipazione di primo livello, cioè il livello base, e poi in seguito chi è interessato potrà continuare con altri corsi dello stesso tipo che andremo proponendo. Ecco, quindi io spero vivamente che qualcuno almeno venga a partecipare a questo corso. Ho già avuto delle iscrizioni e ne aspetto altre. Ecco, grazie. Puoi metterlo giù là, ok? Fratelli, se qualcuno è interessato, se ha un vicino di casa, un parente che ha questi handicap, no? E che facciamo veramente fatica a rapportarci con loro, questa è una strada che possiamo usare per portare il Vangelo anche in queste situazioni che per noi sono un po' così anomale, ma il Signore ha sempre la strada per arrivare là, ok? Io penso che non ci sia altro. Alziamoci in piedi, chiudiamo il nostro culto con una preghiera e ringraziamo Dio per quello che abbiamo vissuto questa mattina. Portiamo a casa questo seme, no? E facciamolo maturare per la gloria di Dio. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio, ti benedico, Signore, per questo tempo nella tua presenza. Adesso ti chiedo, Signore, che abbiamo una settimana davanti a noi, di sfide, di lotte, di difficoltà, di gioie, di benedizioni, di nemici e amici. Signore, io ti chiedo in questo caso che l'amore di Dio, nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.